Eder. Mech. Pallister. Il 5 gennaio Sterpin Claudio ha voluto rilasciare delle dichiarazioni nelle quali esternava sue considerazioni in merito ai possibili luoghi verso i quali poteva essersi allontanata la Resinovic, tra i quali il parco del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico, dove la donna, a suo dire, si recava in modo preferenziale se doveva fare una passeggiata, essendo il sito vicino a casa. Ho letto sul quotidiano Il Piccolo delle dichiarazioni rilasciate da una signora che lavora presso un negozio di frutta e verdura di via San Cilino, che ha riferito di aver visto Liliana Resinovic transitare davanti al suo negozio la mattina del giorno 14 dicembre, giorno della sua scomparsa. In riferimento a questo ho fatto le mie considerazioni, sono le seguenti. Liliana ha preso un autobus per recarsi al negozio Wind 3 di via Battisti, come mi aveva riferito il 14 dicembre 2021 nella telefonata delle ore 8:22, o ha trovato qualcuno che le ha offerto un passaggio. O può aver proseguito per via San Cilino a piedi prendendo poi il viale Raffaello Sanzio o la via delle Docce, che sale verso il monte. O continuare per la via San Cilino fino all'entrata dell'ex OPP. All'interno dell'ex OPP Liliana aveva i suoi ambulatori specialistici. Era un po' abitudinaria del posto anche per fare una camminata. Mi aveva detto che se e quando voleva fare una camminata usava come posto preferenziale proprio il parco dell'ex ospedale psichiatrico, anche perché vicino casa. L'uomo ha ipotizzato che la mattina del 14 la Resinovic potesse essere turbata, in quanto in un filmato visto in televisione e girato dal marito della donna durante una cena alla quale avevano partecipato il giorno prima, l'aveva vista mangiare tenendo il capo e lo sguardo basso, che non aveva mai alzato verso il marito. Leggendo una tensione tra i due visionando il video e ritenendola turbata la mattina del 14. Lo Sterpin aveva supposto che l'amica avesse parlato con il marito della loro situazione o che avesse avuto un ripensamento in merito ai cambiamenti che intendeva fare nella propria vita, ossia lasciare il marito ed in un secondo momento stare con lui. Sterpin ha, inoltre, rilevato che in tutte le foto che il marito aveva postato della Resinovic la stessa non sorrideva quasi mai ed il coniuge la teneva vicino a sé quasi come un atto di possesso. Dei rapporti tra lei ed il marito la donna gli aveva confidato che l'amore tra di loro era finito da diversi anni intendendo che non ci fossero più rapporti intimi. Non gli aveva mai parlato di atti offensivi o lesivi da parte del coniuge, né di litigi tra di loro. E nel dire ciò definiva l'amica come una persona di carattere mite al punto di aborrire qualsivoglia litigio. In merito ai messaggi della chat WhatsApp, individuati durante l'esame dello smartphone, marca Apple, di proprietà della Resinovic, ed inviati alla donna dallo Sterpin con il numero 702 18 il giorno 14 dicembre 2021, quest'ultimo ha specificato il significato degli stessi. Ossia che non avendo ricevuto nessun tipo di notizia da Liliana dopo la loro telefonata delle ore 8:22, e trascorsa l'ora dell'appuntamento per le 10 a casa sua, le aveva inviato il messaggio Cambè, che stava a significare ciao amore mio beh, per avere sue notizie specificando che su tale linea c'erano anche i messaggi seguenti. Poco dopo la verbalizzazione, lo Sterpin chiama Covalero Fulvio, al quale racconta di essere stato in questura e, nell'ambito del dialogo tra i due, lo Sterpin riferisce al Covalero di aver proprio quella mattina parlato con Nasti Salvatore. Quest'ultimo gli aveva detto che sarebbe stato importante fare una ricerca approfondita proprio presso l'ex OPP commentando anche eventuali ulteriori itinerari che la donna potesse aver percorso in zona. Anche Visintin Sebastiano il 7 gennaio ha voluto fare dichiarazioni su una telefonata, non risposta, ricevuta nel corso della notte dal numero 4615 a lui sconosciuto. Il Visintin ha aggiunto di aver tentato di ricontattare tale numerazione alle successive ore 8:33 senza ottenere, però, alcuna risposta. Tali circostanze trovano riscontro nelle attività tecniche in corso, significando che gli squilli ricevuti dal Visintin dall'utenza 4615 hanno avuto una durata di 34 secondi. Mentre gli squilli inoltrati dal Visintin, verso la medesima utenza 4615 hanno una durata di 38 secondi. Da accertamenti esperiti in merito, l'utenza 4615 risulta intestata a Maria Rita, nata a Palermo.
Nell'occasione è stato chiesto all'uomo se fosse in grado di indicare il nominativo di persone amiche della moglie e lo stesso ha fatto riferimento a tale Nada, ex collega della consorte, fornendone il numero telefonico, affermando che si trattava soprattutto di ex colleghe di lavoro. In merito a luoghi frequentati dalla moglie per passeggiate o attività sportive, il Visintin ha dichiarato che la stessa passeggiava a Barcola ed altri luoghi e li frequentavano assieme in bicicletta. L'uomo ha consegnato 2 video presenti nel proprio telefono, da lui stesso registrati in data 12 dicembre 2021 a grado tramite telecamera GoPro, nei quali viene ripresa la Resinovic in bicicletta, riservandosi di consegnare alcuni video relativi ad una cena alla quale avevano partecipato insieme il 13 dicembre 2021. È stata risentita anche Iva, la fruttivendola di via San Cilino, che in data 22 dicembre 2021 aveva segnalato di aver visto la Resinovic transitare davanti al suo esercizio. La donna, in sostanza, ha confermato tale particolare affermando di essere sicura di aver notato Liliana il giorno 14 dicembre 2021 camminare in direzione di Piazzale Gioberti. Si chiede di valutare l'opportunità di emettere un decreto d'urgenza di acquisizione del traffico telefonico e telematico delle seguenti utenze: Sterpin Claudio per il periodo dal 1 dicembre 2021 alla data di notifica ai gestori. Covalero Fulvio per il periodo dal 1 dicembre 2021 alla data di notifica ai gestori. Visintin Sebastiano per il periodo dal 23 dicembre 2021 alla data di notifica ai gestori. Iva afferma di aver chiamato la questura e che le hanno detto di non sapere nulla della scomparsa. Fatto già strano, perché sia Sebastiano che Claudio erano stati a fare denuncia là e poi addirittura di essersi recata personalmente dai carabinieri, asserendo che neanche a loro risultava una persona scomparsa. Ciò è molto strano, perché già la sera stessa del 14 gennaio la prefettura aveva diramato l'attivazione del piano per le persone scomparse, in via ufficiale tramite PEC, a tutte le autorità competenti, tra cui anche alla questura e ai carabinieri di Trieste. Allora, o siamo in mano a tutti incapaci, oppure Iva mente. Io propendo per la seconda. Ricordiamo che lei avrebbe parlato con ben 2 persone, un membro della polizia e uno dei carabinieri. Alla polizia ha telefonato, dai CCC è andata invece personalmente. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.